Padova Marathon, Padova Urbs Picta, due declinazioni che hanno reso famosa la città, che si uniscono per il primo grande evento dall'inizio della pandemia. Il 24 aprile torna la maratona insieme alle stracittadine non competitive. Quest'anno, in occasione del riconoscimento UNESCO ottenuto nel 2021, verrà coinvolto l'intero sistema Padova all'insegna dello slogan Running to Art. Un evento che vuole essere segnale di speranza e di ripartenza dopo i 2 anni difficili della pandemia che hanno cancellato manifestazioni sportive e culturali. Maratona, mezza maratona, 10, 5, quindi tutti assieme abbiamo voluto fare veramente un sistema che possa consentire alla nostra città di finalmente festeggiare. Torna la maratona classica di 42 km con il circuito che parte dallo Stadio Ganeo, attraversa Rubano, Selvazzano, Teolo e Abano e arriva in Prato della Valle. Poi c'è la mezza maratona di 21 km che parte dalle Terme e soprattutto tornano le stracittadine di 12, 5 e 1 km. Le partenze saranno scaglionate per coinvolgere al meglio atleti e podisti. La prevendita dei pettorali per le 3 corse non competitive è disponibile dal 26 marzo nei supermercati Ali, ma la novità più grande sarà la maratona della cultura, perché dal 22 al 25 aprile l'assessorato alla cultura di Padova ha autorizzato l'ingresso gratuito nei musei per gli atleti. Tutti coloro che aderiscono alla maratona avranno la possibilità di entrare gratuitamente in Palazzo della Ragione, al Museo degli Eremitani, ma soprattutto l'evento sarà brandizzato. Come dire, la maratona di Padova è uno strumento con cui viene raccontato al mondo che la Urbs Picta è uno degli elementi costitutivi dell'identità anche sportiva della nostra città. Immancabile poi la parte della solidarietà con le associazioni affiliate alla corsa a cui è possibile donare.